Buongiorno ragazzi, oggi voglio mostrarvi come preparo la torta per Pasqua russa che si chiama kulich. Questa torta è vegan e anche fatta senza forno. Avremo bisogno di ceci bolliti, le noci imbevute, l'uva passa o potete prendere qualche altra frutta secca o candita. Poi avremo bisogno dello sciroppo di data o qualsiasi altro. Allora prendete una mezza di arancia e anche ho dimenticato, ma prendete un po' latte di cocco. E finalmente i fiocchi di cocco e la scorza d'arancia. Prendo tutto a occhio. Spremete il succo di mezzo d'arancia nei ceci e versateli il latte di cocco. Quindi tritate i ceci con un frullatore. Aggiungete un po' di noci nell'impasto e continuate a frullare. Dopo versate lo sciroppo. E frullate fino a quando l'impasto sarà così carino. Schiacciate le noci nell'impasto. Aggiungete l'uva passa se volete. Poi versate i fiocchi di cocco, è necessario per rendere l'impasto denso. E alla fine la scorza d'arancia. E inizia la meditazione. Mescolate tutto e godete i colori e buon profumo. Poi mettete l'impasto nel congelatore per circa 30 minuti. Nel frattempo prepara la glassa. Avremo bisogno di un altro mezzo di arancia, i fiocchi di cocco e anche un po' olio di cocco. Mettete tutto in una ciotola. E poi di nuovo prendete il frullatore e frullate tutto fino a quando gli ingredienti si trasformeranno in una massa omogenea. Togliete l'impasto dal congelatore e formate come un cupcake o come volete. È un'altra versione di meditazione. Finalmente applicate la glassa sulla torta. E lasciatelo in frigo per una notte.